Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Pontecorvo in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 97 metri sul livello del mare e conta 13.389 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Anselmo Rotondo. Benvenuti, ci troviamo nella nostra sala consiliare del Palazzo di Città a Pontecorvo, questa ridente cittadina a 97 metri sul livello del mare, dove 13.389 persone hanno deciso di risiedere nella nostra amata Pontecorvo. È una cittadina divisa in diversi rioni, nel rione Civita, che è quello del centro storico, e nel rione Pastine, attraversata dal fiume Liri, e poi da diverse contrade. Le contrade più importanti sono appunto la contrada di Melfi, di Ravano, di San Cosma, di Sant'Oliva, che è una frazione che dista circa 5 km dal nostro centro, dove c'è un bellissimo borghetto medievale, e prestissimo vedrà la luce l'opera più importante nella frazione di Sant'Oliva, che è il Museo del Tabacco, dove vengono annoverate la storia del tabacco pontecorvese, uno dei prodotti tipici della nostra città. Pontecorvo vive principalmente di agricoltura. Il prodotto di eccellenza è il peperone, che ha avuto il riconoscimento DOP. Noi infatti siamo in filiera come DOP pontecorvese ed è un'eccellenza che oggi la troviamo su tutti i mercati e provinciali e regionali, ma soprattutto nazionali. La cittadina al centro vede i natali del Beato Grimoaldo, dove in zona Santo Stefano è stata recuperata la bellissima dimora che vide i natali del Beato. E poi abbiamo la cattedrale di Rodoaldo, con la torre a fianco di Rodoaldo, che fu distrutta dal bombardamento del 1943, dove il 1° novembre nella zona antistante la cattedrale ci fu un eccidio, perché gli alleati bombardarono in modo errato Pontecorvo e perirono circa 600 persone, tanto che ogni 1° novembre noi ricordiamo con un evento importantissimo questi caduti. Poi il 24 maggio del 1944 i canadesi liberarono Pontecorvo e noi abbiamo una storia di gemellaggio con i canadesi. Una delle tradizioni più importanti della nostra cittadina, su cui da 67 anni
e quest'anno la 68esima edizione, Pontecorvo ha puntato sull'arte della cartapesta e il carnevale pontecorvese. La cosa importante che ritengo essere fondamentale è la collaborazione che in questi anni stiamo avendo con le associazioni che badano al bene comune. Primo fra tutti abbiamo recuperato un angolo di storia pontecorvese che è il Parco di Montemenola, dove c'era un piccolo rifugio che abbiamo dato in gestione a un'associazione, in modo particolare l'Anima Family, che l'ha recuperato, l'ha ristrutturato e quest'estate è stato ricco di eventi. Poi c'è in zona Monteleuci, nel punto più alto della città, perché è il monte che guarda appunto dall'alto tutta la valle che ricordava la linea Gustav fino a Cassino, e c'è un bellissimo museo delle battaglie. E quindi questo mix di agricoltura, di cultura, di economia semplice fa sì che la nostra città va non solo visitata per chi ci si reca la prima volta, ma si deve ritornare, perché questo mix che abbiamo appena annunciato è sicuramente un mix vincente. E con Don Eric Di Camillo, parroco della Basilica Concattedrale, andiamo a scoprire la bellezza della chiesa di Pontecorvo. Siamo circa 13.000 abitanti, ci sono 5 parrocchie e diverse chiese, tra cui questa è quella principale, giustamente la Basilica Concattedrale di San Bartolomeo, che naturalmente è un po' la chiesa madre della nostra città. Una chiesa che è già sorta naturalmente sulle ruderi del castello di Rodoaldo intorno al IX secolo, ovvero poi la Seconda Guerra Mondiale naturalmente arrasò al suolo Pontecorvo, tra cui anche la chiesa. L'unica parte che si salvò fu proprio la torre e poi interamente quindi ricostruita, come oggi ne possiamo apprezzare anche la bellezza. Nelle porte è raffigurato San Giovanni Battista, vista l'apparizione, l'unica riconosciuta dalla Chiesa, nel 1137 nel fiume Liri, e da allora è iniziata quindi una forte tradizione anche di pellegrinaggio a San Giovanni Battista giù su al fiume. Basti pensare che alle 4 del mattino i pellegrini, migliaia della città di Pontecorvo e dintorni, si recano in processione da questa chiesa quindi fino al fiume, dove c'è anche una cappellina proprio vicino al luogo dell'apparizione, dove è stata costruita anche una chiesa di San Giovanni Battista. Noi abbiamo, direi, la grande fortuna di avere la copia gemella della Madonna di Fatima regalata dal cardinale Masella. In questo museo abbiamo soprattutto dei lasciti dei 2 cardinali Masella, che naturalmente impreziosiscono un po' quello che è il nostro piccolo tesoro della Basilica Concattedrale.
perché questa è una delle 4 concattedrali della diocesi, dopo la fusione della diocesi in Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo. La basilica è dedicata a San Bartolomeo, naturalmente abbiamo altre chiese sul territorio, abbiamo il santuario in onore dei Santi Medici Cosme e Damiano che si festeggia l'ultima fine settimana di settembre, in cui anche lì raccoglie migliaia di pellegrini, non soltanto di Pontecorvo ma dei paesi limitrofi. E oltre a Santi Cosme e Damiano, l'Assunzione della Beata Vergine Maria nella chiesa di San Paolo, quindi San Nicola in cui viene festeggiato Sant'Antonio di Padova. Poi abbiamo anche un santuario, Madonna delle Grazie, dei Padri Passionisti, in cui si festeggia naturalmente San Paolo della Croce, e anche nella chiesa di San Marco, in cui viene festeggiata la Beata Vergine Maria dell'Addolorata. Abbiamo 3 gruppi giovanili per la città di Pontecorvo, ci stiamo lanciando quindi in unità interparrocchiale, si cerca di vivere naturalmente nel paese anche all'unisono per quanto riguarda tutte le attività pastorali e parrocchiali. Abbiamo diversi gruppi famiglie quindi presenti nella parrocchia, abbiamo 2 confraternite, una di San Giovanni Battista e l'altra molto più antica della Buona Morte. L'augurio più grande che faccio naturalmente alla comunità e alla città di Pontecorvo è che possiamo seguire sempre le orme di San Giovanni Battista, avere lui come punto di riferimento, come aiuto per quello che riguarda il nostro quotidiano, ricordandoci sempre che il Signore, quindi il bene, vince sempre su ogni cosa. Con la signora Nadia Belli, vice sindaco e assessore all'agricoltura, andiamo ad ascoltare la bella storia che lega San Giovanni Battista a Pontecorvo. Pontecorvo è una cittadina ricca di tradizioni popolari e religiose, ma è nel 1137, e precisamente il 14 aprile del 1137, che a Pontecorvo si verifica l'evento straordinario dell'apparizione di San Giovanni Battista, che salva un giovane contadino di nome Giovanni Mele che tentava di attraversare il fiume. Appena lo salva, gli dice: vai dall'arciprete Grimoaldo e digli di edificare un tempio in questo luogo a gloria del mio nome. Ma il contadino temeva di non essere creduto e pertanto non riferì nulla dell'accaduto. Così il San Giovanni Battista apparve personalmente all'arciprete Grimoaldo e lo esortò a realizzare la chiesa. Così la chiesa venne realizzata dall'allora vescovo di Aquino Guarino, ma durante la battaglia della Seconda Guerra Mondiale purtroppo la chiesa del San Giovanni Appare venne distrutta. Ogni anno da allora si celebra una solenne processione che inizia molto presto, la mattina alle 4, tutti i fedeli e i pellegrini si radunano presso la Basilica di San Bartolomeo e attendono in un clima di profonda fede e devozione l'uscita del santo patrono. A questo punto il santo patrono viene portato presso il luogo dell'apparizione. Lì vengono svolte tutte le funzioni religiose per poi ritornare verso la cattedrale. Ma una volta giunti in via San Giovanni Battista, una via al santo dedicata, lo attende un trono tutto dorato. Da lì il santo viene trasportato come il salvatore e il protettore della città fino all'anno successivo e viene riportato in cattedrale. Ma il culto religioso viene preceduto il giorno prima da un evento culturale molto radicato nel paese, un evento popolare. 2 fantocci di cartapesta
che raffigurano il demonio e Giovanni Mele vengono trasportati su un carro in tutte le vie del paese. È il giorno della memoria e i pontecorvesi in quel giorno si raffigurano in Giovanni Mele nella miseria della debolezza nei confronti del demonio. L'evento dell'apparizione di San Giovanni Battista di Pontecorvo è molto importante perché è l'unico riconosciuto dalla Chiesa e certificato con bolla papale. E con lo chef Gabriele Capuano andiamo a degustare alcuni piatti della tradizione locale e i prodotti tipici del territorio. Benvenuti al borgo. Allora abbiamo Maria Antonietta nell'abito tradizionale da Bacchiana, abito tipico delle nostre zone, e Emilio con l'abito tipico da Ciociaro, quindi indossa il mantello nero e le cioce. Abbiamo preparato una serie di piatti con i prodotti del territorio, cerchiamo di mantenere viva quella che è la tradizione, tenendo sempre un occhio di riguardo alle nuove proposte, al futuro e delle nuove lavorazioni. Iniziamo qui con una selezione di salumi, tutti locali, senza conservanti, senza coloranti, quindi solamente carne di maiale e aromi. Lì abbiamo il canascione, praticamente è un impasto di pane che all'involucro all'interno contiene una verdura ripassata, solitamente viene fatto con della bieta e delle olive. Abbiamo una pizza, una schiacciatina con il peperone DOP di Pontecorvo e arriviamo al peperone ripieno di Pontecorvo. Un peperone molto salutare, molto salubre, una digeribilità altissima perché ha una polpa sottile e una buccia praticamente inesistente. Lì abbiamo un tagliere di formaggi, sono formaggi del territorio, quindi ci spostiamo un pochettino verso la zona di Esperia. Ci sono delle marzoline, l'abbiamo bianca, aromatizzata con dell'origano, e abbiamo delle caciottine miste con latte di pecora e di capra. Qui abbiamo proprio il peperone nudo e crudo, quindi raccolto e portato a tavola. Qui abbiamo il pezzo forte di Pontecorvo, quello che caratterizza un po' Pontecorvo in tutto il mondo, la casata di Pontecorvo. È un dolce tipico, si narra che praticamente questo dolce è stato fatto per la prima volta in occasione di una visita di un pontefice a Pontecorvo. Fu creato questo piatto, questo dolce diciamo, in onore proprio della papalina, un bel dolce molto sostanzioso che dà tanta soddisfazione, aromatico, profumato, quindi un dolce tipico veramente del territorio. Arriviamo alle imbriachelle. Questo è un dolce, veniva utilizzato per finire l'ultima goccia di vino che era nel bicchiere o nella caraffa. Ecco perché imbriachella, perché erano piccoline, più se ne mettevano nel bicchiere più te ne mangiavi, ma contemporaneamente bevevi anche molto più vino. Tartufo bianco anomalo, ma nelle nostre zone c'è il tartufo bianco, quindi noi siamo soddisfatti e orgogliosi di lavorare un prodotto di nicchia abbinandolo a prodotti del territorio. E qui arriviamo con 3 preparazioni tipiche più o meno di Pontecorvo. Lesagnetta con i fagioli, quindi una pasta di acqua e farina tagliata corta circa di 2 cm e cucinata con il brodo di fagioli. Quindi abbiamo dei cannellini qua tipici di una zona di Sant'Oliva, praticamente una piccola frazione di Pontecorvo, e che ha come produzione questo fagiolo cannellino molto digeribile anch'esso, buccia sottilissima e una polpa molto molto dolce. Con l'annoglia, qua in dialetto l'annoglia praticamente era il cotechino, quindi la parte un po' più nervosa del maiale con le codiche e la carne. Qui abbiamo deciso di affiancare il peperone di Pontecorvo, il DOP di Pontecorvo, a 2 piatti, un primo e un secondo un pochettino più rivisitati. Abbiamo uno scialatiello, quindi una pasta campana più che altro, fatto con dello spada, peperone DOP di Pontecorvo e alla fine un tarallo napoletano sbriciolato sopra al posto del formaggio. Qui abbiamo un petto di faraona farcito con il peperone, accompagnato da una purea di patate e peperone, e la glassa che vediamo, la salsa a fianco, è una riduzione di melannurca, cannella e cabernet diadina.
Per il resto queste sono le cannate di Pontecorvo, un'anfora praticamente che veniva utilizzato nel passato per trasportare i liquidi, quindi le donne del territorio le mettevano in testa e con molto equilibrio e con molta facilità trasportavano l'acqua dalle sorgenti alle proprie case, perché visto che l'acqua non era a portata di tutti. Una volta visitate tutte le bellezze del territorio, quindi aver girato in lungo e in largo Pontecorvo, le campagne e tutto quello che c'è da vedere, noi vi aspettiamo a tavola al borgo con le nostre specialità. Vi aspettiamo a Pontecorvo. Con Umberto Grossi andiamo a visitare l'importante Museo delle Battaglie. Ci troviamo qui sul Monte Leuci a Pontecorvo presso il Museo delle Battaglie. Il museo è stato realizzato nel 2004 dopo che una parte della struttura è stata ristrutturata nel 2003 in quanto precedentemente era una colonia elioterapica realizzata negli anni 30 dall'allora podestà avvocato Carlo Bergamaschi. Nel 2004 è nata l'idea di realizzare il museo per far sì che venga conservata la memoria di quei tristi giorni che vide Pontecorvo subire la furia della guerra. Grazie alla collaborazione di tanti cittadini che continuano a donarci dei reperti, abbiamo realizzato questo piccolo museo che contiene non solo oggetti militari ma anche giornali, fotografie che continuamente si arricchiscono perché facciamo anche delle ricerche per ritrovare ulteriori notizie di quel periodo della guerra e quindi cerchiamo con questa struttura di far sì che le giovani generazioni possano capire che cos'è la guerra, che cos'è la furia della guerra, ma soprattutto quelle che furono i sacrifici e le privazioni che subirono i loro nonni e i loro bisnonni. Per questo ogni anno realizziamo qui degli incontri sia con le scuole elementari sia con le scuole medie, ma soprattutto nel periodo estivo realizziamo dei concerti sia nel mese di luglio che nel mese di agosto che attirano tanti visitatori, tante persone che quindi possono ammirare questa piccola nostra meraviglia che tutti quanti ci invidiano. Per far capire quindi a coloro che visitano il museo che cosa subì Pontecorvo in quel periodo, abbiamo realizzato una gigantografia che voi vedete in fondo alla parete, che in pratica rappresenta la distruzione completa di Pontecorvo in quanto fu distrutta al 100%. In quella foto si può notare come il ponte comunque era rimasto del tutto in piedi. Purtroppo la cattedrale fu completamente distrutta dal bombardamento del 1° novembre che arrivò inaspettato, era un lunedì di festa perché era Ognissanti, quindi la chiesa era piena di gente, gli aerei bombardarono e mitragliarono, quindi molte persone morirono sotto le bombe presso la cattedrale e l'unica struttura rimasta in piedi è l'attuale torre campanaria che era la torre di Rodoaldo che risale al secolo IX d.C. E per quanto riguarda le altre fotografie che qui vedete, sono tutte foto che riproducono angoli di Pontecorvo che chiaramente, essendo stata distrutta al 100%, subì un sacco di perdite non solo a livello di case eccetera, ma anche di persone e soprattutto il 1° novembre fu il bombardamento più tragico che noi ogni anno ricordiamo con una cerimonia.
Adesso andiamo ad ascoltare il simpatico signor Giacomo D'Aversa. Io sono Giacomo D'Aversa, sono nato a Pontecorvo, un prodotto proprio DOC, e vivo a Pontecorvo. Sono nato il 15 luglio 1929, ho compiuto 90 anni da pochi mesi, sono stato dipendente di questo comune per 33 anni. Per me Pontecorvo è tutto, dire tutto è la mia vita. Il mio posto dove sto sempre qua e non riesco ad uscire da Pontecorvo. Non lo so, c'è qualche cosa che attrae questo paese, perché quando vedo che io esco fuori Pontecorvo, non so se vado a Roma o vado in America o in qualche altro posto, che mi succede? Non vedo l'ora di ritornare a Pontecorvo. Non lo so, perché io sono nato a Pontecorvo, vivo a Pontecorvo da 90 anni e non mi sono mai mosso da questo paese, soltanto qualche gita così. Sentite, venite a Pontecorvo, perché a Pontecorvo si sta buono. C'è sta di fasura a Caniglino del Casale, c'è sta i piparoni che sono buonissimi, che sono stati venduti per tutto il mondo. E poi a Pontecorvo c'è sta la buona gente, che specialmente ai forestieri va bene a tutti quanti. Cercate di venire a Pontecorvo, stateci e vedete che paese è. Pontecorvo vi aspetta con tutte le sue positività e la riconosciuta accoglienza della sua gente. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia consultate il nostro sito. Buone passeggiate a Pontecorvo in provincia di Frosinone. Ciao!